Eccoci qua, voglio buonasera, buonasera a tutti. Scusa, ci sto a Lucano, non me ne rendo conto, vabbè, perché tengo poco, non parlano 4 ore, quindi c'ho una voce un attimo un poco a casa caduta, la devo riscaldare. Voglio allora un paio di minuti di ritardo come al solito, ovviamente, non potevano mai mancare. E perché? Perché mangia sempre segni nomi quelli grandi in casa caduta che mi scrivono all'ultimo secondo, tipo Michele Centanni, che secondo me si stava facendo la live che mi ha scritto proprio alle 21:30 e per non far rimanere male ha scritto un nome sull'ultima tutto, quindi ho perso questi 2 minuti. Allora, voglio intanto vaga Brescia, no, aspetta, no, già fatto i saluti, stai asciugando i saluti a proposito, facciamo prima i saluti e poi vaga Brescia sta collegato in diretta. Allora, un attimo solo. Allora, ha già salutato prima Luigi Gallo, che mi ha salutato prima, quindi per questo è primo. Poi ci sta Ciro Morvillo e Gaetano Piacente, che stasera si vede tutta la live, voglio dire proprio, che la Casa Caruto, Checco Depp e suo fratello Ciro. Poi ci sta Francesco e Ciro Scotto, Enzo Prisco, Pasquale Rastillo, Ciro Oliviero, Lorenzo Calò, grandissimo Lorenzo Calò che ieri è venuto all'incontro e mi ha portato, mannaggia morta infama, mi sono scordato, mi volevo mettere proprio, cioè ieri lo pensavo, di mettermi quello che mi ha portato Lorenzo Calò, che è una medaglia con, diciamo, col Super Sandro, cioè una cosa proprio eccezionale che io ringrazio Lorenzo che veramente, tra l'altro poi mi hanno portato pure veramente un Super Sandro, cioè proprio Pietro Pirozzi, un grandissimo che non so se si sta vedendo la live, mi ha portato Super Sandro, hanno giocato a pallone ieri, è stata una partita fenomenale, poi siamo andati ai rigori e pam pezzo perché veramente tre miei rigoristi che erano proprio peggio di Higuain, quindi vabbè. Però è stato un bel match, è stata la prima finale poi della Casado Cup, quindi voglio, cioè, se ci siete stati l'avete visto, no, se no, se non ci siete stati, io vado a mangiare solamente in mano, per non dire altro. Poi comunque continuiamo, Marianna Iodice, che io la volta ci ho fatto una figura in mezzo, l'ho chiamata Martina, vabbè, però mi scuserà Marianna, che pure ieri è venuta al raduno, e quindi la voglio proprio bene, veramente, a Marianna che è venuta ieri e ci hanno fatto pure 4-5 tentativi di fotografie che poi sono venuti bene, comunque visto che oggi erano venute bene. Poi ci sta Pasquale Donato, Michele Cassese che ha Cetena a dire che praticamente sta a i frutti della Viviland che si vendono all'MD e che avevo pure i mercato, che vabbè, non ci mancherebbe che io non mi compro i succhi di frutta dell'MD, comunque veramente sono buone, Viviland, poi tutto ci sarà tranne la frutta dentro, però comunque all'apparenza sembrano buoni. Poi Ciro De Falco da Pomigliano, Rosa Cozzolino, Andrea Esposito, Lino Di Bonito, grandissimo portiere che ieri ha giocato con noi la partita appunto della finale di Casato Cup, che veramente l'ha battezzato occhi di ghiaccio, perché erano lui chiari chiari, e allora lui poteva ipnotizzare gli attaccanti, infatti qualcuno l'ha ipnotizzato, a poco assieme con Super Sandro, un pallone vergognoso, che veramente pareva Olli e Benji, veramente chi lo pallone che fa Taccuzzo, faceva degli effetti straordinari. Comunque, vabbè, però ci saranno anche le immagini perché abbiamo fatto video, quindi avremo modo di vedere qualche immagine per chi non c'è stato ieri del grande Super Sandro, grande pallone a Cucozzo. Poi saluto per ultimo Giustino Mele, Lucio Criscuolo e il piccolo Francesco Cait, Giustino Cait che è malato, si è ammalato e per una pronta guarigione ovviamente spero che guarisce, ma guarirà sicuramente, non so che cazzo te, non lo so, faccio sapere caso ma. E vabbè, questo è quanto. Allora, andiamo a vedere chi ci sta collegata. Andiamo a vedere chi ci sta collegato su YouTube. Andiamo a vedere su la pagina. Ah, eccola qua. Forza Azzurri, grandissimo Nicola Bencivenga, ti voglio bene, che purtroppo non è riuscito a venire. Mi è dispiaciuto perché ti volevo conoscere, perché te la città già ho pace a te Facebook, veramente dopo anni, zim cazzi ci conosci e te purtroppo solo live per noi, però va bene, ma non mancherà occasione, sono sicuro che un giorno ci vedremo. Grande all'Icmo Bastone, eccolo qua. Buonasera, palazzine abusive e sgarrupate, Patricia Steve. No, Patricia Steve pure io raduno. No, non ne ho. Guarda, mi intriga questo fatto che tu stavi anche tu al raduno, ma non ci credo, perché se non avresti resistito nel dire che eri tu all'Icmo Bastone, perché poi ti ho anche nominato, cioè là, mi ricordo, ieri a Piazza Provincia ti ho anche nominato. Vabbè, comunque, Forza Azzurri, mi dispiace che ieri non so potuto venire, sì, ma vabbè, lo so, pure a me, la GIT, Enzo P, ciao, grande Casa Caruto, grande Enzo, Antonio Riscati, buonasera, cielo sempre presente, grandissimo Antonio, Sasi Troise, ieri mi ha portato un piccolo asciugamano, ma Roma, che sta scaricando la batteria, ma asciugato guarda che batteria, voglio, ma aspettare per la prima volta
ma già c'è più carica batteria, quindi vi devo faccio un strillo a mia moglie un attimo. Vabbè, con 15 minuti sono rimasto un attimo solo, scusate, ma allora, mi porti il caricabatterie? Vabbè, ho fatto un strillo a mia moglie che mi porterà il caricabatterie. Comunque stiamo dicendo, aspetta un attimo, mi spiace, non so. Giusto a Sasi Troisi mi ha portato l'asciugamanino dell'MD, che cazzo, ma io poi mi asciuttavo pure su loro, io ne approfittavo per mi asciutto su loro perché faccio un dia. Grazie. Allora, ecco qua, è arrivato il caricabatterie, lo mettiamo un attimo a volo e riniziamo. Io veramente vi ringrazio di Caire che è venuto, perché mi avete fatto passare proprio veramente un bel pomeriggio, mi pare loro sono state molto belle e io mi sono divertito, io spero pure voi, io mi sono proprio divertito. Vabbè, comunque andiamo annanzi prima. Allora, che è successo qua, chi ci sta, chi non ci sta. Allora fammi un attimo, scusate, ma sì, voglio marito sempre e faccio proprio così, ma vedo capucchione mi rossa in lo schermo, ma purtroppo questa telecamera non si allontana, la già allontana io il computer, però qui è che questo computer a finire in terra, quindi non lo posso allontanare. Vabbè, comunque stasera siamo pochissimi, 31 spettatori, voglio, ma stasera a Rosy di tutto, che il suo cinema stasera, il suo cinema a 2 euro, non lo so, a Rosy di tutto, sta facendo cose da televisione, un po' probabile, perché non lo so che cazzo sta facendo da televisione. Vabbè, comunque Eliana Iorio, avrei tanto voluto esserci al raduno, purtroppo sono ancora sotto esami, domani ho l'orale della maturità. Ma mi dispiace, Elia, veramente, guarda, mi dispiace sai perché a parte il fatto che a me è un piacere immenso, è stato conoscere persone che io, tipo quando Sasi Troise, Pietro Pirozzi, Enzo Poli, cioè persone che io in coppa a Facebook hanno chattato, commentano, mettermi piace, cioè parliamo, ma così. Conoscerli dal vivo per me è stata una cosa assurda. Magari loro pure si sono emozionati a conoscere me, ma in egual modo io mi sono emozionato a conoscere loro, perché è strano, cioè, penso che sarà capitato pure a voi, perché una persona sembra un po' a internet e all'improvviso di vederla da vicino, fa sempre un effetto strano. Comunque a me è stato proprio un grande piacere. Mi spiace Elena che non si è potuto venire, però non mancheranno altre occasioni, perché figuriamoci che cioè, ogni tanto capita sempre che si organizza qualcosa, quindi figuriamoci. Allora, andiamo un attimo a rete a beccare qualche altro commento. Salvo Sibillo Grande, che è venuta ieri, grande salvo. La Palissiano Tube si chiama, meno male che ci sono tutti questi Ciro qui da me. Mi sento così solo, perché no, vabbè, ma Ciro è un uomo che a Napoli ci sta, grande man, J Manda, grandissimo, peggio di Trinità, la Fabri, come stai bene con questi capelli, ti voglio bene, ma stai parlando un gol. Comunque J Manda è un amante del fono, sicuramente l'avrete sentito nominare, l'ho nominato io personalmente nelle live, no? Si è fissato con fatto fono. Allora no, volevo dire a te J Manda, che io mo cioè questi capelli, Enrico, come ci sto dando di fono, perché veramente pure prima, quando i miei capelli, cioè l'iPhone era proprio un amico mio carissimo, però pure mo con phone come ci ho avuto quanti che mi sto imparando ma un po' ad aggiustarmi questi nuovi capelli, che per me sono veramente una novità, però non sto abituando, mi ci sto vedendo un po' rispetto a prima. Vabbè, non so quanto resisterò, perché poi ha sputtato 30 anni capire sempre lo stesso, quindi non lo so. Vabbè. Comunque Alessio Imperato, alle 21:30 c'era forse questo fuso orario, vabbè, ma sì, ma sempre un minuto, l'ha già sempre finita. Ritardo 3 minuti, ha bucato, ha già fatto gli Skype. Domenico Lupoli, c'ero devi parlare anche dell'aria condizionata appena entri nei negozi, ma io allora, manco per farlo a posto, io mi sono cagnato look proprio anche per questo motivo di questa cosa dell'area dei negozi che io insomma penso che ho sapito dei suoi video che feci un paio di settimane fa sul fatto che atrás nei negozi e che l'aria sparata in capo e che ti sconci i capi. Allora, questo nuovo look cioè, ci mise poco a piloffio, no? Scusatemi il termine, perché la fa che tengo sciattato in capo, frate, poi chittato l'aria che poi tu tanto che non si muovono, che non so mettendo proprio pochi lac, cose, a livello che si ingiommano in capo, no? Quindi è difficile che succeda questa cosa qua. E poi comunque se no, poi casomai si comunque quell'area maledetta dovesse spostarmi i capelli nonostante la lacca, io ho deciso, ha trovato proprio la soluzione massima di non entrare più nei negozi. Tu come fai ad accattare di più? Accatto online, fa mucca, accatto online, Zalando, chi li cazzi cose e chiudo completamente con i negozi. Questa è la mia protesta.
così da Bucunicius diceva, ma no, ma unito quando, però se siamo tutti contro quest'area dei negozi, ci uniamo e diciamo, se c'è di nuovo, e noi accattiamo tutto quando coppa zavando, fa un bocca, e noi la siamo più nei negozi, e facciamo per loro, per paura, ci temono e quindi levano l'area a indacchi il negozio, e quindi questa è una protesta che poi sceneremo. Allora, all'icmo bastone, una cosa che significa che lui veramente c'era, perché c'era quando è asciutto Tinas, ci mancava solo a basatoia sotto e sciso mosso, sì, perché ieri, per chi è venuto lo sa, c'è stato un ricchione all'improvviso, è venuto su ricchione, che poi si chiamava Tinas, è capito? Vestito, cioè era proprio nom, ma pure brutto tra l'altro, no? Perché possiamo pure con trans, che sarà pure carino, diciamo, ma chi serve proprio un cesso, proprio non mi fa cim proprio, detto proprio, e che teneva questo vestito giallo in gol, tutto apparisce con una panza tanta, non dico la Waller la forma, terminavamo tanta gialla che si vedeva proprio la Waller, e brutto in faccia, sai, senza parrucca né manchi, capello curto, c'è proprio un cesso, non so, c'è un fenomeno da baraccone che all'improvviso è apparso lì, è rimasto con noi, a un certo punto mi sa cantando, arriva la voce, è stato là a dire un sacco di parole, vabbè, poi l'hanno parlato in culo, abbiamo fatto un freestyle con tutta una serie di male parole, però veramente, infatti mi è dispiaciuto se viene con un guaglione là, che secondo me, non so se è scandalizzato, perché se c'è un sacco di male parole, vabbè, comunque alla fine ci ha intrattenuto a modo suo pure sta cosa, diciamo, questo imprevisto, comunque alla fine ci abbiamo pariato, comunque, ma non so se versi va lì come bastone là, comunque questa cosa mi intriga, non lo so, vabbè. Comunque, sa si trovi se salvo, scordiamocelo a quello, ma si riferisce sicuramente a come si chiama là, sto sturicchione che sto dicendo, vabbè, a mannanza, sì, salvo se diciamo, potevi dedicare il titolo a Tinas, no, e mi sono scordato, cioè avessi voluto dedicare. Vabbè, a mannanza, scusatemi, allora, sì, io dico onorato, ma che lei ha sorry Rosario Muniz, sì, ma venendo un poco ci poteva somigliare a Rosario Muniz, effettivamente. Vabbè, a mannanza, rinnoviamo un po' i commenti, perché, no, Vincenzo De Lucia, buonasera, maestro, bellissimo, la settimana comincia alla grande con la tua casa carutamma biblica, con 2 B, hai scritto biblica, comunque è bello, mi piace questa frase, va bene così. Chissà te stai camutando, non sto camutando, sto col pantaloncino. Alessio Imperato, ce lo volevo esserci anche io, mi accontento della live per vedere la grande casa caruta, ti ringrazio. Pochi ma buoni, chissà che non hai capito come si chiama, pochi ma buoni, no, prima si è cresciuto lo share, no? Si è cresciuto a 40, ora siamo arrivati a 40, ma sai che ha già pensato, un po' questo lo dico pure a voi, perché ovviamente decidete voi, perché siete pure voi, no? Ovviamente la live è una cosa nostra. Ci pensate che in estate effettivamente 9:30 qualcuno sta ancora mangiando, perché sai, uno in estate tende un po' a sforare, no? Gli orari, a parte fare un buchino di capra, uno, cioè manco fame, cos'è? E quindi magari di farla un orario un po' più tardi, la live di estate, no? Quindi magari lunedì prossimo potessimo fare il 10 mancano quarta, alle 10 anche, però io ho fatto una proposta, facciamo su sondaggio, vediamo, infatti già siamo 44, 43, perché forse qualcuno sta ancora mangiando in ciucero, frate, 9:30, ma cazzo vai trovando, no? Potrebbe essere anche questa la cosa, fatemi sapere voi se vi va bene, se la spostiamo un po' più tardi, la live. Allora, Domi Forza Napoli per sempre, ci fai scimmie nome 2 chilometri, si chiama. Come adesso sto facendo con te, mi sai dire che il link devo copiare dei 3 e per far chattare gli amici miei, frate a me, ma tua papà mi stai chiedere, non hai capito, ah no, tu che devi fare per non hai capito che hit, la verità, mi dice niente. Ciao Frank, mo si sempre tu che scritti, ciao e buonasera a tutti, un'informazione, siccome anche io faccio anche io faccio le tette live Napoli per il nostro grande Napoli, ho problemi a invitare amici al mio canale e a far chattare gli amici. Ma guarda, Kachille non è, che è una cosa che tu praticamente ti colleghi e loro commentano, non è che c'è sta su... Se il tuo canale è adibito a fare le live, tu basta che fai live e chi ti commenta. Ah no, loro si devono iscrivere iscritti al tuo canale, forse che per questo tu non riesci a farli commentare. No. Vincenzo Chianese, cioè non sei mai andato al Palmarei di Licola, perché non fai un bel raduno lì? Guarda, ti dico proprio la verità, cioè tutto cuore, no? Però fare un raduno, a parte l'hanno fatta ieri, no? Però per fare un raduno proprio all'Icla, cioè non è proprio una zona così raggiungibile, però poi non sono mai stato su Palmarei, non so, che forse è un lido, non lo so. Alessio Enigma, salve casa caduta, i Rocky 7 Creed, vedo il ruolo di Stallone in secondo piano e poi si è fatte vecchie, ma guarda a me, a poco moro, no, spero di no, facciamo una di vallo, perché
comunque Silvestre Stallone è un idolo, ma è sempre Rocky forte. Comunque ho trovato il video dei ringraziamenti di Rocky scrivendo Facce Rocky. Poi sapere che Alessio hanno fissato i Rocky, come me, è un amante di Silvestre Stallone, quindi è lui parliamo solo di queste. Gianni Parkour videoblog, c'era non si una casa caruta, si una città falluta, un abbraccio da pesto, mi fai sempre morire, grande Gianni, ti voglio bene. Godzilla, grandissimo, grandissimo. Finalmente è ritornato, dopo tanto tempo che non stavi più in live. Frank, scritto proprio Frank, con la mi puoi salutare, mi sono ritornato, infatti, shabu, what the fuck, lol, sono Angelo, sapevi chi eri tu, mi fa piacere che sei tornato dopo tanto tempo. Vabbè, chissà già una canata così, Rocky, già la maletta, vabbè, Palmarecca, pure la Ciro Morvillo, grandissimo Ciro, grazie per avermi salutato, ma figurati, ti ha salutato proprio, è stato uno dei primi che ho scritto sul mio fogliettino. Vabbè, dommi forza Napoli, cioè, non so che ne può carete, voglio perché allora, Lorenzo Calò De Laurentiis ha organizzato in passato la Lete Cup e la MSC Cup, è vero. Noi case cadute potremmo chiedergli magari di organizzare davvero una Casado Cup. L'amichevole deve essere Napoli Boys Pianurese. De Laurentiis, sì, ma sì, si sapeva poco. De Laurentiis non si dovrebbe fare scrupoli e crearsi problemi perché gli lei occhi e merda. Quindi, se costa poco l'evento, chi ci sponsorizza. Allora, sto chiedendo un attimo. Godzilla che ha scritto 100 volte io potevo salutare. J-Man, Fabri, io ieri non sono potuto venire, ma te lo giuro che ti portavo una dozzina di foni, maggior parte di questi pezzotti, sì, perché tra l'altro, a parte perché te l'ammetto che tu sei un amante dei foni, poi ci stanno pezzotti che io mi dimentico sempre di pubblicare, che è un pezzotto proprio del fono Brown, ed è Barben, una cosa che cioè, hanno invertito un po' le lettere, o forse Brown, Barben, cioè proprio a livello, non so dove si venda, perché sempre mi mandate le fotografie di questo fono pezzotto, che è veramente sconvolgente, oramai i pezzotti non hanno più limite. Diego Onorato, ci abbiamo volito Mappatel, però a mai a Famarena all'MD, ma ovviamente non c'è altro luogo dove noi potremmo andare a comprare qualcosa da mangiare, ma posso chiedere perché devo rinnovare i commenti. Allora, un logo. Marco Schettino, ce lo salutami, grande Marco. Lorenzo Calogis, già la Geletta. Fulmine Giallo, grandissimo Carmine Guarracino, dopo tempo ritorna anche lui. Stasera è la serata dei ritorni, dopo Angelo di Godzilla, sta pure Carmine Guarracino. La Palissiano Tuba alle 21:30 è presto perché l'MD ancora non ha chiuso, no, l'MD chiude alle 8:30, orario estivo, che insomma ricordo perché ci hanno inviato una foglia gialla proprio là fuori, quindi me lo ricordo. Chissà se è stato segnalato, addirittura ci mette che è stato segnalato. Vabbè, no, a volte capita che vi segnalano i commenti come spam perché scrivete con la lettera maiuscole, sì, con le lettere maiuscole, scrivete che lettere minuscole, questo è un segreto. Alic Mubasso, c'ero tu, volevo pure dicere chi era, ma faccio bucchinare non lo dico, ma mi incuriosisce perché sono fatte Tinas, quindi magari veramente ci stavi, sono ancora un po' dubbioso, però è una cosa che giustamente era un po' hotlight o cru, non lo so, vabbè, comunque, oh, vabbè, tu mantieni sempre, diciamo, nascosto la tua identità, secondo me, che si offre la sorpresa, che mantienilo non a poco questa identità, ma tanto, cioè, io ce la faccio a resistere ancora. Vincenzo De Lucia, tra me che ha scritto biblico con 2B e Godzilla che ha scritto Frank con la E, no, ma però posso dire che Angelo Godzilla l'ha fatta apposta, secondo me, sono quasi certo che l'abbia fatta apposta. Se ne stanno carendo tutte le sedi dell'Accademia della Crusca stasera, addirittura hai scomodato l'Accademia della Crusca, vabbè. Raffi Altieri, siamo venuti fin qua per vedere Cerone segnare, ma subito hai capito che era un coro. Io tra l'altro ieri per chi c'era ovviamente sa bene, chi non c'era ci ho raccontato, abbiamo fatto un sacco di cori da stadio perché veramente pareva una curva, cioè si mise proprio un po' a chi la scalinata, ero praticamente fedono poco la scalinata, non so se ci pisciano o meno, ci hanno assettato pure un po' a pisciazza, vabbè cose asciutta ovviamente, pisciazza asciutta. Mo all'alza state dicendo che schifo sicuramente, ma là si sa ogni tanto scappa una pisciatella, non io, però chi sta là si fa pisciatelle, voglio, vabbè comunque pisciatelle a parte, ci hanno messo là
abbiamo fatto i coro in Coppa a Carlino, in Coppa all'MD, in Coppa a Barbaratus, cioè poi lo vedrete, perché poi abbiamo fatto un video, ovviamente Vicenza è venuto, Respect sempre for Vicenza, è venuto la telecamera e ha fatto un bello video, credo, perché poi, a meno che non si sa parlare con film, non lo so, perché Vicenza la tiene ogni tanto sta cosa, e che sarà pronto chi lo sa quando, per il 2016 con i tempi che ci abbiamo noi. No, però comunque penso che vedo loro riesce su video, c'è perché poi veramente secondo me se si riesce a percepire la, come si dice, l'atmosfera che c'era ieri è bello, perché veramente guarda, ieri è stato proprio, cioè bello e buono, mi sono accorto ieri che erano le 8:20, io sono arrivato alle 5, ma 3 ore, poi sono volate, cioè tra tutti i cagati e stronzate che abbiamo fatto, queste 3 ore sono proprio volate, quindi è stato proprio un piacevolissimo pomeriggio, veramente. Vabbè, Chiamareto Luigi Bosso, grandi saluto a Luigi, aspetta, ci penso commento che ieri è venuto e finalmente l'ha riconosciuto perché abbiamo una, dice riconosciuta, non so se si è sentita, ci fatto riconosciuta, ci fatto un fischio, non so, questo l'ho sentito solo io. Ma Luigi Bosso che ci siamo incontrati già una volta, però io non lo riconobbi, ma io e Luigi, cioè siamo amici in coppa a Facebook da anni, ma veramente da tempo, e lui ricordamelo tu da quanto, ma secondo me 2 o 3 anni minimo, se non dall'inizio che abbiamo cominciato a fare i video, però io non lo riconobbi, lo vidi, ci detto ma mano, e io vabbè, tutto a posto, piacere, però non mi ricordavo nome. Poi lui mi disse, ma io sono venuto, cosa, ma mi ha fatto piacere conoscere, e lui, che lo facciamo sì, no? Perché poi ne ero collegato che disse. No, ma ieri chi lo là, chi ci fai, buonici pure tu, certi. Invece poi ieri finalmente ci siamo conosciuti, l'ha riconosciuta a Luigi, e mi ha fatto veramente un piacere i pazzi a parte innanzi Canada figura in mezzo, però comunque di conoscerlo e di riconoscerlo più che allora Sasi Troisi, cioè, ma l'asciugamano che ti ho dato lo tieni ancora a voglia, ma a parte mi ha asciuttato solo ieri e tu hai visto, e poi l'ha la lavatrice ovviamente sarà pure asciutto, mo lo userò per il bidet perché poi pare brutto, però chi è proprio piscirillo è proprio per il bidet, ma ne manca perché comunque c'è piccirillo, cioè che uno te sta accorta, vabbè, è proprio, cioè, un culo mio non è proprio piccirillo, ma manca ruas, però chi è proprio piccirillo, veramente fare un asciugamano di bidet per creature, no? Vabbè, quando farò un figlio, glielo, cioè, se dice, il figlio saprà che questo asciugamano del suo bidet gliel'aveva regalato Sasi Troise, grandissimo, che l'ha detto e l'ha fatto, perché sono tempo fa, ma mi hanno stata fotografia asciugamano, e poi veramente me l'hai portato, me l'avevi promesso. Allora, sto chiedendo poco la rete, scusate, un po' di zoom a nessuno, chi è che blocca i commenti, no, papà, stasera sto riuscendo a bloccare i commenti, state zitti che stasera sto riuscendo a bloccare i commenti, allora poi infatti vado, rinnovo, Vic, chissà si chiama Vic 200 113, veramente un nome vergognoso, fa prima alla fine l'hai presa la patente, no, assolutamente, questa domanda mi fanno spesso, proprio anche dal vivo, quando qualcuno mi dice Fabio ma volevi via da patente, no, io via da patente non ho nemmeno intenzione di prenderla, e tra l'altro da cosa dice io tengo proprio niente da avere la patente, proprio massimo ma voglio pigliare o patentino per tutto motorino, perché poi dovete sapere che una casa caruto come me che non ha la patente non può portare nulla, a meno, cioè sulla bicicletta posso portare, ma secondo me fra poco mettono pure la patentino per la bicicletta, però fino a quando non lo mettono ancora posso portare, però dovete sapere non posso portare nemmeno il motorino 50, perché un motorino 50 c'è la patentino, allora mannaggia morta fame, io un motorino mi volessi pure pigliare, ma non lo posso portare, perché se mi fermo io guardo fanno il pacco tanto. Quindi forse sto pensando di prendermi, cioè un pensiero che diciamo, tra il dire e fare c'è di mezzo veramente l'immobile dream, e quindi sto venendo un po' come casomai prossima amore un po' Maurizio Piano Patentino, questo è quello che volevo dire. Vabbè, comunque Valeria Grece, io sono Valeria Papaccio, grande Valeria che ogni tanto mi manda sempre qualche cosa dell'MD in chat, salutami, altrimenti devi cadere in un palazzo sgarupato in capo, addirittura mi potrebbe pure cadere perché tu il cavo tengo a fianco un palazzo che non è sgarrupato, anzi, mucca chi destra vecchia hanno fatto i lavori, ci hanno fatto il pack, tanto ogni tanto si inventano lavori di ristrutturazione di questi palazzi fragili che poi sono i palazzo mie, e quindi comunque fanno di panzo, non mai sapete che ero palazzo in culo, come ti ho salutato, Enzo P. Allora sono riuscito a farti bloccare con me, non ci sei riuscito tu Enzo, stasera non so perché vedo questa barra qua che l'altra volta sembravano che io non riuscivo a vedere, o sei ubriaco, mi ero solo in capo, probabile. Comunque stasera sto riuscendo a bloccare i commenti. Niente, volevo vedere quando ne eravamo, perché
perché poi già studiato sto fatto, io poi se mo siamo 55, no? Perché? Perché mo sui 10 manca 5, quindi magari veramente qualcuno ha avuto di mangiare e mo a sto struzzicerone che dice, e quindi sto veramente sto optando per la prossima volta di fare la live un po' più tardi, no? Lo dico perché veramente forse è meglio per tutto qua. La Palissiano Tube, nato un nome in merda, pure tu, non lo volevo dire fino a mo', però adesso ho tu collega, grande Ale, un raduno a casetta sarebbe una grande cosa. No, io lo faccio il raduno a casetta, datemi solo un po' di tempo. L'ho già fatto a Napoli, quindi veramente dovevo farlo a Napoli perché così c'è una vita. Già lo dovevo fare a fine giugno e non ci sono riuscito, quindi comunque siamo là, inizio luglio. Comunque mo mi impegnerò per farlo anche a casetta. Poi ci fa pure a salire perché pure me lo chiedono dei ragazzi e quindi non voglio deludere proprio nessuno. Poi se sono solo io venga a sputare in da notte, ma che se c'è la giziana, ma fino a casetta, salire e sono solo io, voglio veramente succede proprio la guarda, mette proprio i bomb, scoppia una guerra, tutta una guerra civile tra io e la Campania, inteso come Salerno e Caserta. Faccio un barecci Caserta, vuol dire che la faccio carina, è buona. Allora, sto chiedendo poco Careto, scusate, chissà si chiama Ok, che c'era anche l'altro volta, ma sconvolto su un nome proprio corto, cioè io me la mente sempre di nome lungo, chissà se mi si proprio Ok si chiama. Ce lo farai una cover su qualche canzone del momento? Assolutamente no, anche se ti dirò sono stato molto tentato perché belle buone io ci sono due fuori canzoni questa estate, ci sono molti tormenti e qualcuno mi ha provocato che la cosa, però io purtroppo voglio siamo un po', voi sapete, siamo molto lenti nel fare questi video un po' più grandi, quindi alla fine voglio, anzi tra l'altro noi stiamo, cioè io mi sto un attimo incanalando nel cercare veramente di qualche, insomma, mai sapere, magari sta a camminare qualcuno di voi io come in pratica noi, cioè io e Vicenza stiamo pensando, ma oramai l'abbiamo pensato già, di cercare qualche persona che ce l'ha una mano, tipo qualcuno che fa il montaggio, no? Le riprese, oddio, già sta Vicenza, ecco, comunque Vincenzo fa le riprese e il montaggio e quindi si fa il pack tante, e comunque ci vuole tempo, poi per esempio i video di Ibiza abbiamo aspettato un po' di tempo, quello di Sham stiamo aspettando un altro po' di tempo, spero che se fosse cagare cazzo che stai chiamando, non lo so, scusate un attimo, vediamo. Magari ah no, quello su i posti che avrei chiamato coppa che lo stanno qua a Facebook a chiamare. Oh, lo, grandissimo, caga mio cazzo, veramente, ma si è mancato, lo dico, aspetta, ignoro un attimo, però, oh, che cazzo, fa una cazziata, scusatemi tutti qua, però caga mio cazzo, cioè, lei sempre fatta sta chiamata, sempre puntuale alle 10, però sono 2 o 3 settimane che non c'eri più, e veramente a me, io non, cioè, l'ho detto qualche volta, però mi so non lo so, non volevo fu drammatico, no? Perché poi diceva, c'era il fascio, mamma pariano poco non ti mette a fare. Però per un po' mi dispiaceva, no, ma tanto mi dispiaceva, già essere sincero, sono sincero, mi dispiace il fatto che non chiamava, cioè, tu caga mio cazzo, cioè se è cagato cazzo veramente non chiama più, e che mi stava un po' dispiacendo, quindi stasera mi hai fatto veramente felice di rileggere il tuo nome, la tua chiamata, che veramente sempre è ben accetta. Tu sai, a me quando mi chiamano coppa a Facebook, come sto facendo una live, mi fanno stizzare, ma quando mi chiami tu, a me diventa un piacere veramente enorme. Vabbè, ho chiusa questa parentesi e ringrazio a casa mio cazzo che ci ha chiamato, sto chiamando coppia stavo dicendo su fatto che sì, stiamo cercando, voglio prima o poi mi metterò alla ricerca di qualcuno che in gamba, che sa montare e che ci può dare una mano, così che saremo un po' più veloce, magari si può pensare di fare più video, di farci più video, che so, cioè, o si conoscete a qualcuno, oppure se voi stessi siete magari in grado e vi piacesse fare sta cosa, però voglio ad essere capace, non faccio di casa che non passa cosa che ci tengo e quindi ad essere professionale. Se lo sapete fare, io sono qua, mi iscrivete un po' a Facebook, già lo sapete, quindi. E vabbè, abbiamo fatto su poche cose qua, chissà, sempre fatto la pelle. Antonio Viscardi, i cori contro Barbarossa e Conad da pelle d'oca, sì, ma infatti a ieri oggi è stato, all'improvviso partivano, ma nemmeno senza il mio consenso, cioè all'improvviso pigliava iniziative belle buone, si vedono 4-5 capo ultras là, che belle buone, vai, proprio emozionato, cioè una cosa, veramente guarda, non vedo lui per un video perché è stato proprio, voglio, veramente, la curva dell'MD ha dato proprio, voglio, bellissimo, veramente paremo la curva B, veramente assieme a quei livelli. Vabbè. Comunque, Obscure SS, cioè, ma quando hai visto Attinas da lontano, cosa hai pensato? Guarda, innanzi te, ancora oggi, non ci capite a chi cazzo c'è, che sta Rush facci asciutto, io questo non lo sono riuscito a capire,
e bah, io si hanno mannato, oppure è venuto là all'improvviso, ma no, oggi pensate che è uno scherzo più o meno, non lo so, però boh, non lo so, ancora oggi non ci capito su fatto. Vincenzo De Lucia, qual è l'MD più attrezzato e che ti ha più emozionato? Tra quelli che hai visitato, oggi sono stato a quello di Fuorigrotta, un paradiso terrestre, è vero, voglio tenen pure i commessi pezzotti, no, effettivamente voglio no, pure io avrei risposto Fuorigrotta perché io a Fuorigrotta, ma già l'ho detto qualche volta, cioè, addirittura c'è sta il lato della tecnologia, hai capito? No? Cioè, io, a parte il fatto che c'è sta proprio banchera, macelleria, salumeria, che per esempio qua a Pianura, a Rostunghin ci sta, ma non fa parte dell'MD, quindi può far capire, già per me vedere proprio il banco, cioè la carne dell'MD, cioè che veramente la carne dell'MD sarebbe tutta una storia, perché veramente sarà proprio la carne, proprio i conigli sui gat, sicuro, proprio c'è negato, diciamo, a Nugat, secondo me, a Genova Murano Nugat, perché cioè, è risaputo, no? Non lo so, è stata emozionante. Poi, se dice, fatto la tecnologia, hanno un lato proprio cadendo i pile, cadendo i cellulari, non mi ricordo, però tenen i radiet, tenen tutti questi fatti, cioè, tecnologici, l'MD, c'è una cosa, quando sono sulla tinta, c'è da, cioè, sì, mi è scappata anche una lacrima, io sono sincero, cioè, è stato un momento forte della mia vita, ci sono chiuso pure poco tempo fa, quindi vabbè, mi facile pensare se mi metto a chiacchiere diventa una live molto drammatica. Alicmo Bassolo, grandissimo, io lo ha partorito una delle sue, io sono Caruto, il dottor Carlin Neville e Ucan Plut, Ucan Carut, sono l'unico sopravvissuto virus Roconad. Carlin Neville si barra in un laboratorio a fare esperimenti in coppia e zoccolo di mappadella per una cura. Io amo questo ragazzo che dai, non lo so, guarda, cioè, scrive delle sceneggiature così fantasiose che non lo so, non si può altro che amare quest'uomo, che ringrazio di stare sempre tutti i lunedì qui nelle live ad allietarci di queste sue genialità. Allora, Gemanda 31, Fabio, tu lo sai, se hai bisogno di una mano per il montaggio ci sono, fammi sapere tu e Vincenzo su Facebook. Allora, io oggi ho pensato a te, perché ci ho pensato l'altra volta che abbiamo parlato, perché la cosa là, però tu, sai che tu monti i gameplay, che è tutta una cazzo rispetto a quello che facciamo noi. Quello che facciamo noi è un po' più diverso, quindi sono, capito? C'ho un la chiesto, comunque poi ne parliamo in privato, perché comunque non voglio fare un buchino che andava per parlare su fa, però comunque ne parliamo dopo in privato, magari, forse non dopo, ma forse domani. Luigi De Biasi, ci vai a visitare l'MD che sa a se Fortuno e mo fine a cassa e ci piace troppo che cazzo, ma non ai livelli di quello di Fuorigrotta. Vabbè, già se non hai i livelli di quello di Fuorigrotta non credo che andrò a visitare, poi a se Fortuno voglio veramente come ci facciamo ciò, quando c'era il Pullman blu. Francesco Cucero, ma hai mai pensato Ruffa per fatico comica a proposito, ma lo trovo tutto sto tempo libero beh sì, l'ho pensato, sono sincero, ma da quando io quando sono piccino ho sempre pensato ai fu comiche effettivamente, però poi penso sempre, ancora oggi lo penso, però poi si pensa che per esempio questo fatto può diventare un lavoro, a me mi dispiace perché a me mi piace un lavoro tra l'altro e quindi riguardo magari cioè, si può questo fatto la fa per sfizia, la fa per passione, però se lo faccio per lavoro non lo so, tengo paura che se si andasse un lavoro non mi piace più lo fa, cioè che si fa magari una stronzata, no? È un fatto che io ogni tanto penso e però non vi nascondo che ogni tanto penso veramente di chissà che io so, volessi fare come lavoro, non volessi fare, non lo so, sto sempre un po' in aria questa cosa qua, come l'hai pensato ovviamente, lo penso tuttora. C'è Roma quando questo obscuro, no, questo già l'ho già domanda quando hai visto a Tina sto cosa pensa. Alessio Enigma, tu non hai voglia di incontrarmi? Ecco, non tengo voglia di incontrarmi. Parliamo sempre su fatti casette, è come se cazzo, che cazzo tu dici a fare? Io so che tu sei a casetta, ma appena si tu vieni a casetta veramente a busco dopo voglio dire perché chi si chiama League of Demasia Cerone ma nell'MD ci sta pure un pan Randré il pane più duro della Campania no questo non me lo ricordo perché il pane all'MD veramente alzo le mani non lo compro ma non per qualcosa no perché il pane non so, mi piace un la panetteria no? In due panifici non lo so, tengo questa abitudine di andare nel panificio, ma no, in dall'MD no, non qua tu, ma non tu sai se è tuo, ma pensi proprio che è tuo. Alfonso Bosco, c'era ma con me che all'MD non ti piglia a fatica, tu la brucia che fa, ma a me l'MD voglio, cioè, questo è veramente uno scandalo
Io, o magari no, allora io secondo me, io me la immagino così, io mi immagino essere rispetto all'MD, perché l'MD oggi noi guardiamo un gol, ma io sono veramente 110 punti vendita in Italia, comunque è una grande azienda, giustamente io mi vedo piccolo di fronte all'MD, allora l'MD a me mi caga proprio. Poi forse si era un po' più grosso, un po' più famoso, un po' più che tenevi gli iscritti, non lo so, tenevi la pagina Facebook 100.000 persone, magari l'MD tu pensi che non ce lo faceva. Io con questo penso io e dico, vabbè, forse sono troppo piccino per l'MD, questo penso io, perché non lo so, a me mi autoconvinco di questa, non lo so, forse è la verità però, perché chissà, a me mi cagano proprio, ma c'è una cosa assurda. Io ho anche mandato delle email, delle cose, l'ho detto più volte durante le live, ma loro non mi hanno mai cagato. Vabbè. Comunque mi farebbe piacere, comunque resta un sogno questo fatto che un giorno mi contatti l'MD e mi assume, non lo so, come pubblicità fosse bene. Invece. Allora, Vincenzo De Lucia a Foriotta vendono pure gli smartwatch e i cellulari, questo è vero, ovvio. E ci sta pure la gioielleria vicino, è vero, sta proprio attaccata, cioè proprio a Ind sta gioielleria, l'MD, cioè, non so se si può i gioielli su Pazzo, io questo non lo so, però veramente c'è. Se volete fare dei regali, sparagnai sapi da ruota, ecco, grande pubblicità. Carmen De Gregorio, Cero, non mi leggi i commenti, latrina, Carmen, io chi sto primo sto leggendo, giù, ma sto cercando di leggere tutti quanti. Voi da sempre sapere che capita spesso e volentieri che i commenti vanno a finire nell'email. Voglio io, se non ce lo rite, a qualcuno di voi faccio una fotografia in coppa all'email, faccio uno screen e voi mando in chat, può fare che questa è una cosa vera, che io non lo dico per mandare una scusa. A volte cioè, io quando finisco la live, vado in coppa all'email e vado a vedere tutto quello che mi stemmi morto, facciamo perché non so che mi hanno finito in coppa all'email, questi loro con me. Chissà, Gigino Mille Lire tiene una sigaretta, che poi Gigino Mille Lire è un personaggio pianura, tipo Tonino 1, per far capire un personaggio, che comunque sta sempre a cercare sigaretta, sempre a cercare i centesimi. Chi ha fatto questo contatto sarà sicuramente di pianura e sa questa cosa. Allora vado un po' indietro che siamo astemate, non va bene. Luigi De Biasi, va a visitare l'MD che sta alla voto, già Luigi Bozzo dovessi visitare l'MD di Marano, io là non sono mai stato, veramente là non sono mai stato. Antonio Lampo, ce lo ricordi quello che disse nella scorsa live, ho fatto copare a Cinefiglia, addirittura no, questo, questo me la ricordo, questa cosa me la ricordo. All'Icmo Bassone, attenzione, X-Men, le origini della sfravacatura. Carlino, oltre a vendere immobile, Fracet, allena in Danuash, scusate, la squadra MD composta da Peppe De Pisciaiol, Pascal, ma no, oggi pezzo commento, mannaggia, la vita mia, mannaggia, la vita mia, come ecco qua, scusa, ripeto, X-Men, le origini della sfravacatura, Carlino, oltre a vendere mobili Fracet, allena in Danuash la squadra MD composta da Peppe De Pisciaiol, Pascal Capascagnat, a causa lo Champ, Jervis, l'MD e Barbarello, questo lo conosco pure io, questo shampoo Jervis, non so se è vero, non conosco, chissà da Luigi De Biase bannate a prugna scaduta, perché ha scritto l'MD sul PSM, bannatelo, veramente vi esorto anche io a bannarlo, perché veramente non si può offendere l'MD, che sta a casa mica offendiamo l'MD e questa è una cosa che non si fa. Sassi Troisi, dicevo, quando c'è rapina MD, però prima di aprircelo dobbiamo chiedere consenso a tuo papà, ma mio padre è d'accordo, solo che mi fa, io l'ho sempre detto questa cosa, abbiamo detto a più, ma fa una specie di, come dire, un spacim serici, no? Un gruppo, una cordata di imprenditori, noi, ma pure facciamo un parere però, no? Comunque si massa, ma no, cioè, appariamo una cosa, siamo 25-30 mila non a Fabrizio Cerone, appariamo tutto quanto, lui 3 euro per ora, appariamo 60-70 mila euro, ce l'essimo a un piccolo MD, che cazzo, veramente ce la potremmo fare massimo 100.000 euro, quando ci può volere, non lo so. Comunque no, vado un po' indietro qua, no, anzi rinnovo come Ciro Morvillo, Cero, potresti salutare mia sorella Maria Rosaria Morvillo ciao Maria Rosaria Morvillo, grazie, ti voglio bene, ma ti voglio bene a te. Allora, no, scusa, voglio sempre ogni tanto quando si perché su fatti l'orario 54 e stiamo crescendo perché l'orario è un po' più tardo e quindi la cena nel fondo di magna analogi si pone snitto allora The Ribery 99 quando la Juve ha perso la finale contro il Barcellona di Champions un mese fa eri contento? Ma guarda, ti dico la verità, io per esempio sto fatto, magari mi guadagnerò le antipatie di qualcuno che sa, a me mi passa anche poco, perché? Perché a me, se avessi vinto la Juve,
per una parte mi è dispiaciuto perché comunque sta una parte di Juventini, sai che ovviamente la Ricini cosa fa la Coppa Napoli, che mi sarebbe dispiaciuto che avesse vinto la Juve perché non ci avesse avuto la soddisfazione a loro. Però da un altro lato mi ha fatto piacere perché comunque io sono sempre per le squadre italiane, per carità, sono sempre stato così da piccolo. Poi mo mi sta facendo schifare tutto quanto perché tu quanti schifai, tu quanti schifai, a un po' prima non sensi schifasti squadre. Però mi dispiace perché io da piccolo sono sempre stato un tifoso delle squadre italiane, sempre. Cioè, in senso, quando nelle coppe, ad esempio, tifato di squadre italiane, che dice, ma perché andare in la squadra spagnola e non la squadra italiana? Pensavo così. Poi lascia stare guerre che si dice, sai, vabbè, tutte le cose così. Comunque sarei stato contento, però poi giù Barcellona sono stato contento stesso, questa è la verità. Anzi, forse un po' più contento che ha vinto il Barcellona, però se avessi giudato ero anche un po' contento per il fatto che avessi vinto una squadra italiana, però comunque era un po' difficile, vabbè. Alessio Enigma, subito con le frasi di Rocky, nessuno può colpire duro come fa la vita, perciò è andato avanti, non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere. Ovviamente disse clippatisse Rocky, che mi meraviglio che non lo stia facendo ancora in televisione, perché chi si verifica che bello e buono fa Rocky tutti i giorni. A me l'anno scorso era così, infatti mi casavo, ma volevo Rocky, ma casavo proprio, poi se nei lunedì faccio mezzanotte, cioè i 7 casate, quello che potevo fare un massimo era la chitta a munezza, quindi mi casavo e chi va chitta a munezza alla fine. Comunque, fulmine giallo, ce lo potessi fare come Frank Matano che fa pubblicità di Carrefour in supermercato. Vabbè, dai, sta la latrina perché io l'ho scrissi anche ultimamente 3-4 mesi fa. Cioè, te che specie su cazzo di Frank Matano che non ha mai numerato un cazzo di supermercato, non ha mai detto un cazzo, un coppia di supermercato, hanno fatto fare pubblicità di Carrefour. Riga, non me l'MD mattina e sera. Ma mi fanno paura a busto quando vado a fare spesa. Per questo io mi incazzano poco ci sia uno stato di protesta per questa cosa. Ma che già fa? Voglio, ma che già fa? Ma che posso fare? Cioè, se mi chiamano a me stu cazzo MD, ma che hanno chiamato? Però purtroppo voglio è una cosa vergognosa. Vabbè, con io lo amo lo stesso, che già fa un amore platonico il mio. Antonio Lampo, c'era lo stanno cinese che va in Dan Hotel, che è una barzelletta, no? E camere tengono l'insetto. Allora gli altri dicono: come hai fatto a uccidere tutti quegli insetti? E chi l'ha uccisa uno e tutto il formico sono chiuso funerale. Veramente questo si battuto che veramente non so, sono chi che ne capisco, no? Vabbè, comunque è finita. Chissà dopo sempre che frasi la palestiano tu vai speciale che hai a casa, non mi puoi vedo le tue che mi dici ma aspetta te vai cagando facciamo avere poco a chissà, vabbè. Grandi aggetti, intanto Valentina Catanzaro su che aspetta subito il commento, sono contentissimo ci sta Valentina, allora Valentina Catanzaro da Crotone che è una vita che non riusciva a seguire la live e finalmente è qui in linea. Buonasera a tutti ragazzi, mi siete mancati, Fabio perdonami il ritardo, grande Valentina, mi fa troppo piacere perché Valentina, tutte le volte che faceva la live dopo mi scriveva Fabio mi diceva ma io mi sono uscito a fare la live e diceva vabbè non fa niente perché ovviamente non fa, però sono contento mo di rivederla che è ritornata qua, grande Valentina. Chi è? Raffi Altieri, immagino, ho fatto una spulazzata che non so se si è vista in data a stile proprio tesa, veramente a livello di bruciare il sistema operativo. Immagino te come Frank Matano che fai video con Carrefour, magari facciamo anche i video con l'MD. Allora, Luigi Boss, c'è Tina che la Lara Air, volevo con te, ma ha giocato con voi con il mitico Super Santos, Toys Center, lo so, sì, vabbè, no, stiamo parlando sempre che lui ricchione che si va a ir al raduno, questa Tina, ci volevo tutto quanto, si sembra a parlare pesci, cose, però vabbè. E insomma, lui Casa Caruta grande, non vedo l'ora che esce video perché io da grande Casa Caruta sono arrivato tardi e mangio pezzo freestyle cuttina si mangia, no, ma ti pezzo un sacco di cose, senso, veramente mi fa piacere che si è venuto perché l'ha già visto finalmente, già l'ho detto, ecco, ma si perso un inizio, cioè una buona oretta e mezza come si chiama, di raduno, no? Che veramente mi pariato, ho fatto dei cori, ho fatto che mi guarda a 7 si schiaccia là, quando eravamo cazzi fa, non so se lo conoscete quel gioco, ma sicuramente se 7 si schiaccia, no? Che, cioè fa 7 passaggi e poi o settimo passaggio gli aveva una botta e ci aveva in capo a qualcuno e quello poi esce fuori, non solo se fa male, poi esce anche fuori. Nel ragazzi fa ma 50-60 minuti nel ragazzi fa 7 passaggi con pallone, fa capire veramente come veramente sia stato un raduno di case cadute vere. 7 passaggi nel ragazzi li fa, certo l'abbiamo fatto a 4, cioè a 4 passaggi abbiamo deciso di cambiare la regola storica del 7 si schiaccia e siamo riusciti a 4 passaggi più o meno a cigliare pallone andava a qualcuno, però poi abbiamo giocato a pallone
se pur segnando un gol, ma nasciamo se mi sto ancora immaginando, sto capito, cioè non so per chi c'era, un tiro, poi ha fatto un tiro a coppa fascia sinistra di destro, comunque cioè no, ha girato un palo esterno, capo palo, erano due cose nella munezza, mi due cose nella munezza, uso palo, praticamente non era a fin di palo, era proprio a fin di munnezza, poi ha girato un tiro, mannaggia, ha giocato un cassonetto esterno, mannaggia, tutto facendo un pochino di gol. Vabbè, poi ci pare pure un rigore, tra l'altro, tirato malissimo da, non so se c'è in linea, un guaglione che ha tirato manca la chiave. Vabbè, comunque Frazzasi Troise, Fabrizio, non scherziamo che il momento più bello di ieri è stato quello dell'alzata del Super Sandro, allora, ma io credo che tu stia intendendo un rigore, perché a me quello mi è piaciuto assai, cioè il rigore che abbiamo fatto noi, che io, no, ma sicuramente Vicenza l'ha ripreso con la telecamera, quindi avremo modo di rivederlo, cioè ha tirato una casa caruta che non mi ricordo chi è, comunque ha tirato un rigore, ma come lo posso spiegare come ha tirato malamente? Cioè ha tirato in terra, cioè non so come ha fatto, ha tirato per terra, il pallone ha fatto ma voglio se chi già è cucuzzo, no? Ma si è incucuzzito, ma talmente tanto che poi pare un pallone di rugby che faceva e gli ha finito un po' in chiesa, piazza un vergognoso, che lo Super Stand è spettacolare il pallone, veramente è un pallone spettacolare. Vale, sono nell'alto dei cieli, possono sapere quanto vorrei esserci anch'io ai tuoi raduni, che tristezza, è usare il massacro tu, mannaggia puttana. Valentina è come se fosse, cioè, segue tutti quelli che fanno i video di Napoli, come me, quindi volesse stare in mezzo a noi, a me mi dispiace che sta là, però vabbè, comunque già è bello che ci segui, quindi è come se si seccava, col cuore veramente. Antonio Lampo, cioè, c'era un ingarrato a fare 7 passaggi, perché ero super, no, vabbè, noi che eravamo cascaruti, perché finché che pira si può capire, ma con le mani e chi spacci 7 passaggi sanno fa, ma noi eravamo proprio allucinanti. Vabbè. Comunque Lorenzo Calò stamattina ha iscritto sotto una foto di quella casa caduta di Francesco Sole, sì, è vero, spero che ti si lava da scella, sì, perché stava con la scella così, no? Chissà che fu buchinare, fu pure bello, fa. Non solo era a wall, poi fa pure bello, all'improvviso si fa che li fa fisso come un figlio e bucchi, comunque la scella fuori, ma lava da scella, mi ricordo che io ho scritto, preso da un raptus di rabbia, vabbè. Inoltre ho citato la pagina commenti memorabili, quindi è come se ti avessi fatto anche un po' di pubblicità. Lo voglio bene, Lorenzo. E vabbè. Sasi Troisi, il fatto delle finte, ce lo abbiamo fatto 6 finte, poi è venuto, sì, perché abbiamo fatto un rigore che poi vedrete, praticamente faceva finta che tiravi, poi veniva una rete che faceva la finta, nata con 6, 7, 8 finte, fino all'ultimo che ha tirato e l'ha tirato fuori, cioè finte inutili, uno schema inutile, rovinato da questo tiratore Casa Caruto. Vabbè. Vincenzo Chianese, che ne pensi di Tonino 1? Ma già la GIT, abbiamo parlato la scorsa live, è un idolo, anzi oggi ha già visto un video che ha visto per Bruce, è andato a discoteca, l'hanno fatto in un locale, Tonino acclamato dalla folla, ma a me fa morire Tonino, cioè, io ogni 2-3 giorni vado in coppa pagina su, ma Gabretti video che ha fatto, per me è un idolo, ma passa innanzi, uno dei migliori attualmente in circolazione. Sto chiedendo un attimo a rete perché ha risumato non so che comment. Antonio Lampo, Vale Catanzaro, visto la Gillette, Vincenzo Lucia, visto la Giabba apposta Gillette tutto quanto. Niente, no, sempre quando si millini 52, vabbè, siamo sempre con Guagliù, penso che la prossima live veramente la facciamo un po' più tardi. All'Icmo Bastone, c'era Super Sandro, prossimo pallone della Serie A, queste sono domande forti, non lo so, già parlavo con Galliani, con la Lega, quindi dopo le vacanze andiamo in Lega e parliamo, vediamo un po' se si può cercare di portarlo in Serie A e poi dopo successivamente in Champions League. La Palissiano Tube, cioè, ma fanno partito nei campetti della Reggia a Caserta, si pensa che ci stanno i campetti, c'ha una grande partita di pallo con un Super Sandro però un po' più dignitoso di quello di ieri, perché il Rai faceva schifo. Antonio Viscardi, dicevo, tu ridi e scherza, ma intanto Tinas ti ha parato il tuo rigore, è vero, sì, mo mi fatto aiutare, ci volevo cucciare, no, sbagliatissimo, perché sapevo che il Statinas era tipo un armadio, no, perché prende un uomo poi abbastanza grande, no, che era riccione, però comunque è un uomo, e a sbagliare ci volevo cucciare, no, però che non insultava perché non si moriva, dice, sono tirando dall'angolo, insegna, questa vuole fare la protezione, fare il cucciaio, però che non si è muto, poi l'hai via di una panza, ovviamente. E vabbè. Da Riber 99 ti ho fatto una domanda qualche minuto fa, ci capito, non l'ho letta, mandamela se puoi. Scusami, ma i poi i commenti veramente sfuggono e non li riesco a leggere tutti. Fulmine Giallo, ce lo vedi, fanno video con Tonino, uno sulla pagina Facebook, parliamo un po'. Io gli ho chiesto, cioè, gli ho scritto un messaggio all'inizio quando Tonino ancora non era proprio famosissimo,
ma non mi hanno cagato proprio, purtroppo posso riprovare a scrivere, io volevo fare una Doug Life con Tonino, però non mi hanno risposto, magari ce la fa, peccato, perché veramente avessimo parlato male a me. The Riber 99, ieri hai visto che è uscito il primo episodio della nuova serie di Dragon Ball? No, da me ne fotto proprio Dragon Ball, scusatemi per voi che lo seguite, che tutto lo sapete, ma io non me l'ho mai visto, manco quando ero piccolo, è sempre stato un cartone che non sono mai riuscito a seguire. Ok, questo si chiama sempre così. Ma ne potete fare la maglietta Frank e Cerone con marchio dell'MD? No, ci qui fa la maglietta proprio dell'MD, perché ho pensato, però è rimasto un pensiero. Obscure SS, te lo ricordi quel ragazzo che si trovava al raduno per caso e ogni volta che ti chiedeva qualcosa tu dicevi ma chi è chi si saluta? Grandi, se tu, non lo so se sei tu come ah no, salutamelo, non c'è che tu, scusami. Sì, no, sei un uomo simpaticissimo che io sfottevo, ma cazzo, ma chi si, che era timido, lo sai, giusto per farlo sentire a proprio agio, poi non so se si sentiva a proprio agio quando io sfottevo, però io faccio sempre per rompere il ghiaccio, amico, perché Nunzio Caiazzo, D'Urso, prima o poi ti troviamo su YouPorn. Ieri facciamo questo coro che ci ha scritto Nunzio Caiazzo, veramente bello, che rivedremo nel video. Luigi Posso, c'ero venerdì è il mio compleanno, se vuoi venire per un caffè sei invitato. Luigi, guarda, ti dico proprio la verità, non so se ci sto venerdì, perché si fa una cosa, sempre a livello di video e cose varie. Vabbè, comunque fammi sapere, mandami un messaggio e se riesco a liberarmi volentieri, sempre dipende pure da rusticare, perché sono sempre a Miss Cesar, a Nutella o Ciocconutte? A Nutella è uno dei pezzotti che io pubblicai un mesetto fa più o meno, ma non ho mai assaggiato, però devo dire che a livello di pezzotto, cioè tu vedi a Ciocconutte meno pezzotto, no? Però pezzotto della Nutella che si chiama a Nutella, cioè veramente io alzo le mani perché veramente ci siamo proprio sbizzarriti in fantasia. Che io già vi dissi che mangio sempre immaginato questa riunione di queste persone che hanno fatto pezzotto la Nutella, come la chiamammo, e chiamammola la Nutella. Ok, veramente l'hanno chiamata la Nutella, quindi veramente voglio stiamo a livelli proprio. Il pezzotto non ha limiti, voglio attenzione, il pezzotto non ha limiti, veramente. Ma io volessi fare proprio, cioè, io volessi in Davide mi volessi mandare un pezzotto, regà, un giorno ci riuscirò, questo è un altro mio sogno. Allora, Alfonso Bosco, hanno presentato Super Favregator Pezzotto Terminator, e che tra l'altro sta facendo un sacco di pubblicità, perché penso che esca il nuovo film di come cazzo si chiama, Arnold Schwarzenegger, che Terminator, mi pare che esce, che ci sta stufati sto Arnold Schwarzenegger, non lo so, mi sto flashando, non lo sapevo. Domenico Lupoli, dicevo, ma come dobbiamo fare con l'aria condizionata appena entriamo in un negozio che ci uccide? Ore e ore di preparazione. Ma Domenico, tu sapete che sei collegato da poco, perché proprio all'inizio della live ho spiegato questa cosa dell'aria condizionata che mi ha portato a cambiare look, perché mi ha giocato a capire per me se proprio anche per colpa dell'aria condizionata dei negozi. Quindi acquisterò online, Tagit già l'ho detto all'inizio, non c'entro più nei negozi. Salvatore Di Savio, se il mio mito ti prego salutami Salvatore, grande Salvatore Di Savio, ma io veramente mi dispiace per te che hai dei miti così crollati, però io ti voglio bene e ti saluto. Antonio Viscardi, dicevo, alla fine si è saputo chi era quell'uomo emblematico con gli occhiali che ha assistito a tutto il raduno senza dire una parola. Allora, dovete sapere, Antonio, mi ha fatto questa domanda interessante, che ieri c'era un signore, che io l'ho sfruttato pure a un certo punto, ma giusto per capire un attimo, che era un signore da, che ne sai, da 45 anni più o meno, poteva avere, con gli occhiali scuri, la camicia Young, e ma che si cazzo, perché mo di solito, cioè, eravamo tutto guagliuno, no? Aereo, e si è visto poi più grosso da là che ci guardava, sai, così, cioè, tipo, no, bodyguard, tipo, sai, serie, cose. Vabbè, poi c'è certa battuta da ridere, però un tipo molto emblematico. Infatti, oggi ha pubblicato la fotografia di ieri, no, di gruppo, e si vede che si ngoppa a destra, in alto, e a un certo punto non so chi mi ha scritto, ma lo ricordo a chi lei, e dicevo, ma che spasci, ma io non so chi, ma forse il padre di qualcuno, credo, sia il padre di qualcuno che ha accompagnato a qualcuno, però ancora non si è capito, mistero, voglio, quest'uomo che non so se è qualche agente di Carlino, qualche agente segreto dell'immobile, non lo so, comunque c'è questo mistero fitto che io spero che mi potete aiutare a risolvere, perché veramente sono molto curioso. Vabbè. Luigi De Biasi, ma quando Higuain tirava i rigori lo fa con il super Sandro Cacesteva ieri durante la partita valida per le Casato Cup, mamma sa che veramente Higuain
il tiro veramente con Super Saiyan. Allì come passo cielo, ma fosse fratero iettatore e avanti un altro, no, non c'aveva proprio una faccia prettamente da iettatore, no? Però, perché anzi no, si è fatto pure la rasatella, lo ripeto perché è vero, ma teneva, cioè, chi cazzo è? Non lo so, perché sai, 1,45 anni ne ha a me ora, cioè, no, mi pare poco strano. Comunque, boh, forse un po' di qualcuno, non lo so. Maritim 89, 800, ma perché non fai una Tug Life che adesso comprare il tuo negozio? Sì, ma qualcuno me l'ha detto già quando feci questo video, mi scrivetta sotto, ma Fabri, metti ombrella così risolvi la situazione. Sì, ora me la chiamata, non si può fare più. Allora, Antonio Viscardi, scusami, no, no, questa c'è sempre quella cosa là. Angelo De Rosa, grandissimo Angelo De Rosa, racconta la sorpresa che mi hai fatto. No, è vero, perché io un po' mi sono scudato la volta perché non mi è venuto in mente. No, Angelo De Rosa gli fece una ma che non c'era c'è la sorpresa, nel senso che Upat lo voleva fare contento perché Angelo De Rosa non riusciva a entrare al Comic Con quando a maggio ci fu il Comic Con, se veramente se non prendevi i biglietti prima facevano i pack tanto anche se oppure c'era la possibilità che ne trovavo più i biglietti, quindi comunque Angelo non riusciva a entrare al Comic Con e volevo venire a domenica, volevo venire a trovare perché posso vedere i video, cose e non riusciva a entrare. E il padre che ha fatto? Il padre ci ha fatto una bella sorpresa, ma gli ammata e ai toni a casa faceva una sorpresa Angelo, la tu bella e buona bussa alla porta, ecco. E con che a casa sua a Arzano bussa alla porta, ma aveva visto video perché poi alla fine su racconta ma c'è un video proprio che tu mettessi su con spacci si chiama Bagami, no? E quindi è a casa d'Angelo poi ci divertette, c'è una sorpresa, ecco, si vede i genitori, si Ciro, suo padre che ringrazio perché poi mi emoziona pure io perché poi sai, si emoziona io pure io perché ma chi spacci mamma hai fatto una cosa che pareva sai un po' caramba che so allora sai perché poi si stiamo stati vedendo a casa di Ciro e Angelo ma si un frate, si la mamma, un nonno, di personaggio un nonno che assomiglia poco a Sean Connery, capace di mettere la fotografia e ci siamo divertiti, siamo stati un paio di ore insieme a casa di Angelo, veramente l'unica cosa che non ti rimane una casata colo che se mi è dispiaciuto un po', ma lo sai, io gliel'ho detto che ci facciamo ma in casa, ma cioè, fammi trovare una casata colo, però vabbè non me la fece trovare, ma non fa niente perché siamo stati veramente bene, un paio di ore, quindi io ringrazio ancora, se non so se sta sentendo Ciro o Angelo, vabbè Angelo sicuramente, ma Ciro il padre che è stato l'artefice di questa bella sorpresa, vabbè. Comunque, ammannanza con altri commenti, ecco qua. Gaetano Piacente, ma secondo me chi l'om che l'end è Roberto Calvi Fabri e Tupa, no, non è Roberto Calvi, l'avrei riconosciuto subito. Lorenzo Calò, l'altro giorno sono andato in farmacia e mi sono imbattuto nei prodotti per celiaci. Cioè, che cazzo sono questi celiaci? Cioè, non sono celiaco, tra parentesi, notando che le pizze surgelate hanno il marchio tedesco Shan, sono pezzotti secondo te? Ma Naci voi vedete, ragazzi, mi cogli molto impreparato per questa cosa qua, mi misi in difficoltà. The River 99, quanto tempo ha impiegato per fare il video parodia di Breaking Ball? Paradossalmente ci mise New York, che ci facette mi pack tanto, perché ci facette mi rendi pack tanto, ma veramente, perché ci facette mi pack tanto? Io questa la racconto spesso questa cosa, ma forse mai nella live, perché voi sapete che in questo posto dove noi andammo a girare è un posto che veramente pareva un posto a Roma Miley Cyrus aveva fatto la canzone, no? Perché era tipo un posto sfravagato, no? Però mancavano nel video di Miley Cyrus ci sono delle pareti laterali, no? Fatte di mattoni e lui purtroppo cioè non ci stavano queste pareti, però invece stavano i mattoni, ma stavano al piano di sopra. Ma spieghi, spacci me? No, non mi sta. E comunque io mi accetti il pacco tanti e nato e a pigliarsi mattoni io sei pesantissimi e pigliamo la coppa e buttiamo a bascio un uovo di mattoni e tirammo, cioè facemmo i pareti alte sui lati di dove stavo io con la palla e poi buttiamo in terra perché poi dopo fa scendere la palla che gli offro in Dio e gli buttiamo in terra. Dopodiché letto maizza e letto ma buttare un coppa, poi ma io faccio ero fravogatore che l'hanno nato, ma certo un culo tanto, si va accisa proprio, però soddisfattissimo che abbiamo fatto una parodia in un giorno solo, una cosa mai capitata e poi soddisfattissimo perché poi è buono, bello, cioè è stato uno veramente dei parodie più belle secondo me che abbiamo mai fatto, quindi una bella giornata, ci divertiamo pure a fare le riprese perché ci sono altre storie dietro che poi mo so sui 10 e mezzo, ma magari la prossima volta vi racconto. Questa cosa l'ha sempre voluto raccontare dal vivo, che poi è una bella storia, infatti Breaking Ball ci sono delle retroscene, no, di questo regalo, io l'ho sempre voluto raccontare dal vivo più che altro,
perché in da stu cazzi computer no? Mi piacessi fa divertire anche dal vivo, perché mi piace più quando uno ride, no? Senti ride, senti fa. Vabbè, comunque. Sa si trovi, io me ne scappo, sì, ma fra poco abbiamo finito. Io me ne scappo, ma già io a fare una partita di pallone, ci tengo più grandissimo, beata a te che vai giù pallone, ti invidio. Miss Cesar, se dici dove abiti ti facciamo andare a c'è posto per te, ma io non c'è per incontrare Roberto Carlo vestito da scaffalista LMD. Guarda, io non ti nego che ieri al raduno ma ci passa tanta gente vanno là e sai la buona preoccupata la mamma, si fatti familiari che sono figuriamoci, no? Sono se spaccini sono delicati, no? Come si dice, no? Però sta pure chi va là perché ora a Giorgio Clune e ci fanno venire chi vuole a Totti e ci fanno venire a Totti e innanzi voglio dire a Roberto Galli molto quando e poi voglio dire a Roberto Galli ma spaccino me ne fotte è il mio idolo scusa una da pure da racconto a spiegare ha spiegato questa ha già pure spiegato chi è l'idolo mio e chi non è l'idolo mio è Roberto ma allora qualche giorno si veramente fa di nuovo c'è posto aperto no? Cioè chi di sicuro fa no però prossimo anno voglio mai da credere a gestire una bocchina di mail ma chi di là proprio fatta la magia su già da Dio sciusanga in da cervello che devo scrivere bene dopodiché vogliamo fare una copia e incolla pazzesco cioè la mamma proprio la mamma proprio analizziamo fra chi si sta una scena proprio la salute mo ci a chi sta Roberto quindi oggi prepariamoci per questa operazione di email marketing potente quando esce c'è posso sapere perché io voglio incontrare Roberto Carlo tutto voglio là di voglio a Roberto Tengendari che poi ovviamente va da nome vostro perché chi comunque è il nostro Dio quindi alla fine cioè va per me ma comunque va pure a nome vostro gli consegniamo che sai una casa d'ocola una cosa spaccino no? A questo nostro Dio che è ancora vivo teniamo la fortuna e tenere un Dio ancora vivo e non si cazzo non esiste comunque poi 22:33 stiamo di 5 minuti e poi ci andiamo pure perché mai ci fanno un litro d'acqua proprio mai ci autovo in capo Antonio Pellegrino, ciao buonasera, salutami a me e a mia mamma Nunzia, la Sartulella. Antonio, infatti stasera non ci visto, mi sono preoccupato, ma come mi è dispiaciuto non sono potuto venire, ma non mi sono lui in cuore, lo so, purtroppo mi dai. Spero la prossima volta lo rifarò a un'ora, ma sicuramente lo rifarò. A me mi è dispiaciuto perché ti avrei voluto conoscere a te e a tua mamma Nunzia, che saluto, la Sartulella, che veramente se parliamo sulle 82 casune, ma c'è pure il piega a volo a piazzare, è piscito. Vabbè, prugna scaduta, ce lo ci becchiamo noi il prossimo, potrei mai perdonarmi per aver scritto le medie, no, ti perdono, non ti preoccupare, prugna scaduta, io so che sei un bravo ragazzo, hai fatto una battuta che fa cacare, scusa, ma prugna scaduta che fa cacare, una battuta caruta, scusa, ma la dovevo fare. Ma poi stanno leg però Mattia Lettieri che è venuto pure ieri perché mi ricordo no, un saluto al fratello del Gabib sì, infatti mi ricordo se viste un Gabib che era un ragazzo simpaticissimo piccolino un po' con gli cartoncini la maglia rossa quindi mi sono permesso di sfotterlo che era un fratello Gabib ma era un simpatico io sempre sto nonostante io ci stesso fatto quindi è la cosa migliore quando uno sa scherzare Salvatore Caracciolo Fabrizio secondo me mi riconosci dal nome Salvatore Caracciolo e mi pare che sia venuto a ieri non mi voglio sbagliare ma credo che anche tu sia venuto ieri al raduno, mi sembra. Ciro Morvillo, grande Ciro, ci sentiamo su Facebook e sempre parlare con te. Vabbè, forse è sempre un piacere parlare con te, comunque credo che sia. Vabbè, comunque voglio bene, ci sentiamo più tardi oppure domani. Fa Mario Oliva, grande Ciro, saluti da me e papà. Una domanda, quale delle parodie che hai fatto ti è piaciuto di più interpretare? Allora, ammetto quando per la verità, però di più a me mi è piaciuto Sciso Mostro, ma lo dico è pure Breaking Ball, per Sciso Mostro mi è piaciuto proprio assai perché non lo so, sono legato particolarmente a quella parodia perché erano tante scene abbastanza non so che cazzo no non so, ci ha fatto proprio con mi impegnai tanto perché erano fatte con male panze no la prima parodia ed era andata bene ma la seconda no si aspettavano tutto quanto una cosa proprio allora sai mi sono proprio impegnato che ma fra la seconda ma fa meglio la prima allora sai, mi ricordo che io mi sono proprio impegnato eravamo molto pignoli eravamo molto ogni cosa cioè la studiavamo e quindi quella mi è rimasta sempre vabbè comunque Vale Catanzaro era il direttore dell'MD quel signore ma magari con gli occhiali e la camicia bianca comunque c'ero ingarrato con questo capello che proprio a fine come stai bello creato voglio bene Valentino ma che tu muovi bene dici così ma io non vi credo quando anzi hai un compagno mi dice tu c'ero sei ridicolo che li capelli non riesco a prima non mi accettavo lì veramente ma vabbè comunque League of Demacia dopo la live è possibile guardare tutto il video sì
per chi non lo sapesse, io i video delle live sono live perché sono in diretta, no? Ovviamente non sono registrati, però rimangono sul canale, si registrano non subito, non dopo vedere subito perché ci vuole una mezz'oretta perché YouTube te lo faccia trovare sul canale, su Affuan, mannaggia morta. Ecco qua. E comunque sì, si possono vedere dopo in differita, infatti parecchi loro, ma quasi la maggioranza, se lo vedono sempre dopo, o la sera, o una roba, o a mattina, o giovedì, non lo so, se lo vedono sempre dopo, quindi comunque rimangono sul canale. Raffaele Imperatore, ciao, buonasera, forse non ti ricordi di me perché raramente commento, ma ti seguo sempre, voglio bene Raffaele, ma pure se non commenti, non fa niente, non ti preoccupare. Salvatore Caraccio, sono venuto ieri perché era il battesimo di mio fratello. Sono venuto ieri perché era il battesimo, forse non sono venuto ieri perché era il battesimo di mio fratello, forse lui scrive, non so cazzo, meglio 1000 giorni da casa caduta che un giorno da Roberto Callini, questa è bella, un giorno forse te la rubo cioè no, scrivi a me perché questa è bella sta frase, ti mette la citazione che hai tu perché è bella. Luigi Bosso, ci conosciamo da 2 anni, c'è Rosy, ecco, quella domanda che ti avevo fatto prima, effettivamente mi ricordo che da parecchio stai in coppa a Facebook. Ma Mary Oliva PS, dopo il fatto dei Pandellas si diventa ancora più un mito per me. Non lo so perché poi ero fatto dei Pandellas, però fa piacere, voglio bene. Allora, voglio 22:37, io vado già fatto una sputazzata intanto sulla tastiera che veramente ci metto uno scolapasta, perché veramente quando faccio la live tendo a sputacchiare un po' e voglio, io vado a salutare managgiai perché mangia veramente un litro di acqua e anche forse una casata tè perché veramente la bibita del momento per me ve lascio, ve ne e poi vi ringrazio ancora per ieri perché è stato un pomeriggio veramente stupendo, mi sono divertito troppo assai e prossimamente sicuramente facciamo coccrunate e niente, io che vado a ricevere poi ci arriva, poi ci arrivo a Facebook sempre che so, non so, video Charm sta sempre in elaborazione vicino su sta montagna, quindi sicuramente per luglio uscirà, facciamoci la rattata di palo, non mai sapere, ma comunque credo di sì. E vabbè, questo è quanto. Io vi saluto, vi caccio il buttone per studiare. Eccolo qua. Vi saluto e saluto sempre quelli che si vedono la diretta dopo, che siete veramente la sfravacatura di questa nostra live, in senso buono ovviamente. Lo voglio bene, ci vediamo lunedì prossimo. Facciamo una cosa, lunedì prossimo alle 21:45, basta, è deciso alle 21:45 iniziamo perché mi rendo conto che 9:30 stiamo mangiando ancora. Quindi voglio a lunedì prossimo, un bacione, è stato buono, tutte le case cadute da Roberto Callino non vede sogni ma solide realtà. Ciao, voglio.